tutti dal comandone veneziano, Fioi, siamo già nella stagione 94-95, ma è successo un casino, si è buggata la stagione per colpa mia. Per fortuna è una stagione, insomma, che non ha portato grandi soddisfazioni, con l'uscita addirittura al secondo turno, proprio eravamo stanchissimi, fuori Longley tutta la stagione, squadra a pezzi, è andata male purtroppo. Vabbè, adesso facciamo un po' vedere che è successo la stagione scorsa, però adesso deve essere tutto a posto. Per fortuna avevo più salvataggi ed è andata bene. Allora, no scusate, andiamo a vedere cosa è successo. Allora, no, aspetta, devo dare però storia della Lega, scusate. Storico NBA, allora Michael Jordan vince l'ennesimo MVP. Matricola dell'anno Vin Becker. Sesto uomo vinciamo noi con Richard Dumas. Bravo Richard. Difensore Shaquille O'Neal, più migliorato Shaquille O'Neal. Barkley cosa, vabbè. Poi l'Albo d'Oro, purtroppo non siamo più noi campioni con Kevin Jones MVP, ma i Portland vincono 4-3 contro New York Knicks. Clyde Drexler vince il titolo di MVP. Infatti, noi siamo usciti al secondo turno 4-2 contro i Seattle Super Sonics. Poi, capi classifica, Jordan vince punti per partita, rimbalzi Shaquille O'Neal, assist Tim Hardaway, pari rubate Jordan, Shaquille O'Neal stoppate, minuti O'Neal, insomma così. Nell'Hall of Fame entrano questi e basta. Ecco, quindi queste diciamo sono le classifiche. Adesso cerchiamo di fare delle cose perché Dan Meyer è salutato dopo un infortunio anche lui grosso che praticamente ce l'ha tenuto fuori le ultime 30 partite di regular season più i playoff, anche lui devastante, sia lui che Longley praticamente fuori tutta la stagione. E niente, quindi adesso dovremo capire che squadra fare perché il ciclo Phoenix, la dinastia non può finire così con una sconfitta in finale e una vittoria NBA. Quindi ci ribecchiamo tra poco. Ragazzi, sarà dura perché non sono riuscito a prenderla alla piccola, quindi il roster è indebolito perché Mane è andato via, chiaramente tanti infortuni non m'ha convinto, è finita l'era di Thunder Dan, speriamo di non sbagliare. Chiaramente Irving e Kerr arrivano quest'anno perché ho dovuto riavviare proprio dall'inizio stagione dell'anno scorso, quindi così. Va bene, allora vediamo una cosa. Alla fine siamo arrivati quarti nella regular season dell'anno scorso. Kevin Johnson, allora qua ci manca che mette là la piccola. L'unico che abbiamo in riserva è Billy Thompson 71. Oh my god. Allora, qua dobbiamo abbassare un po' delle riserve. Ok. Però dobbiamo essere almeno 20. 15, 15. Serve ancora qualcosa, la abbassiamo qua, magari 26, 32, 32, come Charles Barkley, sì, ok. Boh, mettiamo Thompson, bisogna metterlo purtroppo perché almeno 16 minuti per avere un 16 che non ho una rotazione degna, ragazzi, cioè, ho paura che la dinastia Phoenix sia finita. Speriamo di no. Comunque il prossimo anno ci sarà un bombone molto probabilmente. Il classico bombone cubendiano. Ok, raga, andiamo con quello che abbiamo e niente. Con Jordan che esce al primo turno anche l'altro anno e Phoenix che esce al secondo turno. Si parte proprio contro i Seattle Supersonic, quelli che ci hanno buttato fuori l'altro anno al secondo turno. Vai, andiamo, sono il 94-95. Mi spiace proprio, ma è stato un bug praticamente con come si dice, con le matricole, con tutto, addirittura con l'espansione, un casino. One casing, ragazzi, one casing. Tanto qua già lotta a Seattle. Dai, è la prima che dovevamo giocarla, però siamo in assenza di parecchi, cioè
Perdere Miley, per quanto ha giocato pochissimo l'altro anno e sembra in leggerissimo declino, è dura. Palo di Johnson, ma il sindaco va in lunetta con il tiro libero supplementare. Dobbiamo cominciare bene, raga. Seattle ancora non ha cambiato il campo e la maglia, che le più belle sono quelle metà anni 90. The Glow, Gary Payton. Niente, racconto un po' la stagione precedente. Diciamo, la stagione regolare era andata passo passo a quella vista insieme, non è cambiato niente. E invece nei playoff, attenzione, no, contesa. Nei playoff praticamente ho giocato io del primo turno, solo una partita sono riuscito a vincere, perché il resto le ho vinte tranquillamente 3-1. Quella che ho perso l'ho persa male, quelle che ho vinto le ho vinte bene, a parte una appunto, ecco, subito cagata. Mentre nel secondo turno ho provato a ribaltarne solo uno, ma le ho perse 4-2 proprio senza appello, ragazzi, di 20 punti, 15. Seattle ci ha devastato. Oddio, Vlade. Mattone di Vlade. Solo rete di Vlade. Dai, cominciamo bene la season. Portland, bella vittoria 4-3 sui Knicks, ma la cosa scandalosa è proprio Chicago fuori dal primo turno ancora. Cioè. Anche Charlotte che ha fatto una regular season perfetta fuori. Diciamo, una stagione particolare. E ripeto, i campioni del mondo di Phoenix fuori al secondo turno mi ha lasciato un po' basito, per quanto Seattle sappiamo sia una squadra rognosissima. Facciamo vedere che un po' i roster, perché sono stati un po' di cambiamenti, Questa è la quarta stagione con Phoenix. Gol. No, questo è proprio il classico mattone. 4 di vantaggio, ma stiamo sprecando tanto, Sono contento per Dumas, che è il sesto uomo dell'anno. Chiaramente con l'infortunio anche di Longley e di Coso. E di Myrley, che ha giocato molto di più. Sprewell. Bello sto libero. E questo va. Gary Payton incazzato. Ocho. Dai che si va a vincere. Ma dai, basta, è finita ormai. Seattle non ci sta. Pazzesco ricominciare da dove abbiamo finito. La sputa Kevin. Gol. Nella classe draft abbiamo dovuto aggiungere solo Rashid Wallace, per il resto c'erano tutti. Finisce qua, vinciamo 110-104, inizia bene la stagione di Phoenix, che sarà forse un po' dura però, senza Thunder Dan. Allora, facciamo vedere un attimo i roster, che mi sembra giusto. Allora, noi possiamo bene, Barkley Johnson, Horace, Divac, Sprewell, poi vediamo quelli un po', vabbè, Cam Payton, poi abbiamo visto Ricky Pierce, buon roster, Reggie Miller ormai la stella di Minnesota, con Mashburn, comunque sono forti. Poi abbiamo Drexler, i campioni NBA, buona rosa comunque, o roster, come piace dire a voi. Qua niente di sensazionale, no. E allora, ok. Philadelphia ha come stella Isaiah Thomas, ma la squadra in difficoltà.
Milwaukee a Grant Hill, che era andato a Atlanta, poi è passato pure lo scambio nel draft, quindi Grant Hill, il rookie Grant, vediamo cosa combina. Cioè, rookie no, infatti. Poi abbiamo Washington, niente di mostruoso, beh insomma, comunque Nick Van Exel, buon giocatore, bel giocatore. Qua abbiamo, vabbè, Chicago Bulls che però sono in crisi. Cleveland che ha cambiato anche il logo, niente di che. Boston molto in difficoltà. I Clippers, Vin Baker, ecco, l'unica nota positiva. Matricola dell'anno. Atlanta si è presa Jason Kidd, beati loro, però per il resto una squadra un po' così. Miami, Chris Webber, diciamo, Chris Webber è il secondo anno, non ha vinto la matricola ovviamente. Qua abbiamo invece Charlotte con David Robinson, al sesto anno nei pro. Larry Johnson, Doc Rivers che però insomma è vecchiotto, Sam Cassell in panca, beh insomma però Robinson e Johnson un bel duetto, qua Malone Stockton e tutti gli altri. Sacramento una merda, New York finalista Pat Ewing, ma per il resto hanno fatto un miracolo andare, sinceramente non mi sembra una gran squadra. Los Angeles, è vecchia, chiaramente molto vecchia Los Angeles, con Magic Johnson ancora il grande di Los Angeles. Orlando, non malissimo, neanche incredibile. Qua Dallas a Shaquille O'Neal e Team Hardaway, ragazzi, quindi qua poi abbiamo i Nets di Coleman, Anderson, Petrovic, buona. Mutombo, Abdul, beh, squadra media, dai, ci sta. Indiana, niente di che. Dumars, Rodman, qua sono il mio ex ballo sui bad boy di Detroit, comunque ancora possono dire la loro. Olajuwon, Thorpe è in calo. Qua abbiamo Thunderdeck, è tratto in salita, che bello, era 84. Sean Elliott, cosa se ne fanno di duelle piccole così? Penny Hardaway, buona squadra. E noi, insomma, siamo comunque tra i top. E niente, queste sono le squadre, raga. Andiamo avanti. Vai contro i Cavs. La prima in casa. Cerchiamo di portarla a casa. Voglio riscattare la stagione dell'anno scorso, raga. Sembra nostra, sembra nostra. E la vinciamo la prima in casa. Contro i campioni NBA. Prima scelta 95. E Barros. Hornacek. No. Dobbiamo prendere le bombe teoricamente dai Blazers, campioni uscenti. Le ultime due squadre che hanno vinto il titolo NBA. Perdiamo non di tanto, però prima sconfitta. Contro i Clippers. 102, ai ai ai. Perfetto. 100. Alta sconfitta. Mamma mia, non dirmi che è finito il ciclo, raga. Persa anche questa, ragazzi. 2-3. Inizio scioccante come l'anno scorso. Barclay non basta? Siamo a Houston ed è nostra. Atlanta di Jason Kidd, ragazzi. Quanto mi piaceva Jason Kidd, non quanto Steve Nash, ma finora non c'è bisogno del nostro intervento. Perfetto. Nuggets. Nuggets partono forte.
Siamo abbastanza vicini. Attenzione, 97 di svantaggio. Vai. 5 però, non avevo visto i 5 di vantaggio di Denver. Kevin Johnson. Che bello rivedere Longley dopo 30 anni. 3 di svantaggio. Vai raga. Longley. Hornacek. Dobbiamo ribaltarla raga. Non può essere finita la squadra. No, Hornacek, ai. Questo è un errore che può costare tantissimo. Fallo di Sir Charles. Primo purtroppo a segno. Secondo. Lo sbaglio meno male. Oh, Jeff Hornacek. La squadra non può essere sazia con un titolo, dai. Hornacek, Sir Charles, gol. Dai. Logo di Denver storico degli anni 90. Di metà anni 90. Questo purtroppo un canestro pesante perché era molto difficile. Kevin Johnson. Classica azione keviniana, però siamo ancora sotto di 2 purtroppo. Attenzione, Sprewell non sta neanche bene. Non abbiamo... Madonna ragazzi. O vendiamo un big per i giocatori medi, però... Niente da fare. Questi li mettono tutti purtroppo. Togliamo Sprewell, mettiamo Steve Kerr. È il posto di Longley. Di Divac fuori per falli probabilmente. Abbiamo 2 massimo. Vai, cambiamo completamente le regole del gioco. Vai Steve, qua serve il bombone di Steve, che è arrivato un anno dopo rispetto a... purtroppo ho dovuto fare la cappellata. No, Steve Kerr a casa sua. Niente da fare. Finita, bene. No. Altra sconfitta. 4-4 contro Utah. Se riusciamo a portarla a casa. Siamo vicinissimi. Attenzione, 191. No, no, ma Valero tranquillo, perdiamo anche questa. Mamma mia. Ecco. Perfetto. Ora sì che si gode. Mamma mia. Senza Divac anche. Andiamo noi, anche se è più 5, andiamo, non mi fido. Siamo a Phoenix. Fallo. No, ma che cazzo di mattone ho tirato. Questo è buono. Più 6. Johnson che comunque ormai è a fine carriera. Bravi ragazzi. Longley va dalla linea della carità. Chiaramente lo sbaglia. Ma un 0 su 2 pesantissimo. Brutto 0 su 2. Boy, they need to respond fast. Preferably a 3.
Attenzione LA, manca ancora comunque. Brutto errore qua di LA, però prendono rimbalzo. E lo mettono -4. Fallo su Johnson. Bisogna metterli questi. No, ma che cosa tiro? Niente, sono nervoso. Tra l'eliminazione dello scorso anno schifosa. Uno va però. L'è dura. Magic Johnson che non è più veloce come un tempo, non è più forte. Porca puttana. Fallo. Altro errore. Mamma come stiamo sbagliando dalla linea della carità. Mamma mia che pesante, non ci credo. Rischiamo di perderla così. No! Non ci credo però. Non muore mai Magic. Purtroppo il primo la mette. Rischiamo l'overtime pazzesco. Incredibile. Siamo riusciti a sbagliare qualsiasi cosa. Siamo veramente cotti. Johnson ci va all'overtime, pazzesco. Magic Johnson stava vincendo anche. Momento non facile per Phoenix, ma i tifosi ci sono, li sento, li percepisco. Longley la prende, vai Sir Charles. Si butta Charles, bravo per Longley da solo. Mamma mia come stiamo tirando male. Vabbè. Poche rotazioni, poco tutto. Bravo qua Charles, ecco il campione. Ecco il campione. Charles. Non ho parole. Tutto quello che possiamo sbagliare lo stiamo sbagliando. E Johnson la mette in faccia ad Irving. Non ne gira mezza, raga. Bravissimi qua. Oh, finalmente una buona azione. Ho rivisto per un attimo la Phoenix dei tempi d'oro. Da solo, perfetto. Johnson. Ecco la penetrazione di Kevin Sindaco Johnson. Attenzione a Magic. Non poteva mettere anche questo, però prende il rimbalzo. Oh, finalmente arriviamo noi. Irving. Attenzione Johnson. Kevin dalla media, solo rete. Dai, Johnson dalla carica, l'MVP 93 delle finali. Magic Johnson. Mamma mia che partita contro una Los Angeles vecchia e stanca, però non posso vedere ste robe. Charles e va in lunetta con il tiro libero supplementare. Only rete. Questo è buono, dai. Un possesso di vantaggio.
Errore, finalmente lei sbaglia. Sentite i cori per Phoenix. Contesa, no, la prende Los Angeles, ma Dio Christiansen. Ritorna sotto. Kevin. Mamma mia come gioca questo giocatore, però mamma mia Kevin. Oh là, Barker sta prendendo tutte però a rimbalzo adesso, bravo Charles. Irving. Bel giro palla. Kevin Johnson non è specialista e si vede. Ci mancherà Dan. Poi non abbiamo un'ala piccola. Cioè, bravissimo qua Longley, però dai con il cuore. Charles, cosa fa Charles? Signori, Sir Charles Barkley. Lui e Johnson stanno trascinando la vittoria. Occhio. Stoppone mostruoso. Dai che è roba nostra. Fallo su Johnson. Ce la gustiamo sta partita perché la stiamo portando a casa con il cuore anche se era già nostra. Ma che azione è? Ma che azione è? Dai, bisogna stare tranquilli, vi prego. Ok. Torniamo alla vittoria. Ai supplementari però, 5-5. Allora, farvi vedere una cosa. Eccolo qua, stagione scorsa il nostro score è stato 50-32, quindi insomma, comunque un buon score dell'NBA 1, vabbè, insomma, perfetto. Torna nella stagione della vittoria, 55, avete visto comunque la peggior stagione, la peggior stagione. Va bene. Andiamo ancora leggermente avanti. Non ho più giocatori, raga, Ho bisogno di un piccolo filotto, Phoenix, ti prego. Qua dovrebbe arrivare. Ok, buona vittoria. Contro Golden State. Siamo abbastanza vicini. No, perdiamo di brutto. Ma tutti, vabbè, ma ragazzi, non è possibile. Non possiamo aver tutti rotti, però. Perdiamo alla fine anche, mamma mia, 6-7. Ero convinto di averla vinta anche questa, invece agli ultimi tre cosa fanno? Tre super tre tiri in 3 secondi, come cazzo sto dicendo, come? Ok, questa l'abbiamo vinta, meno male. Andiamo in casa contro Chicago, che però anche Chicago è in crisi, perché si è mangiata 2 playoff al primo turno con un MJ strepitoso. Gioca. Dai, chiudiamo con Chicago Phoenix, va?
Attenzione, abbiamo Kerr, abbiamo... voglio sfruttarmelo Kerr qua, Kerr contro MJ. Eccolo qua ragazzi, Steve Kerr, Lometri! Barkley 22-18 comunque. Siamo contro Michael Jeffrey, Michael la sbaglia, Pippen la mette. Sì, Armstrong, scusate. Hornacek non vuole essere da meno, ma Hornacek, forse anche Hornacek è in fase calante, chi lo sa. Mamma mia, Jordan è salito in cattedra. Kevin Johnson penetra... No, non ci credo. Ai ai ai, ai ai ai. Grandi. Jeff Hornacek. Barkley, Sir Charles Barkley. Bravo Charles. 2 di vantaggio. Maledura. Questo è un mattone pesantissimo e fallo su Divac. Divac dai liberi però. Infatti. Almeno un possesso pieno. Yes. No! Si va a vincere, dai. Pian pianino, pian pianino. Barkley alla fine è sempre comunque decisivo. 24-19, meno io. Raga, sotto il comandone veneziano, 8 vittorie e 7 sconfitte. Siamo in difficoltà. Raga, alla prossima. Ciao!